Lo vedi come lottano, lo vedi che non mollano, sono 11 leoni, sono 11 leoni, oh lele, oh la la, forza Brescia, canta Perugia. Agnelli, fuori la voce, figlia, mi ha detto che era una curva questa qua calda, figlia, mi sembra di essere su un iceberg, fide. Lasciami che non lo uccido! Lasciami che non lo uccido! Sei di Bergamo! Sei di Bergamo, dai, alzati in piedi per favore, non ti faccio niente, dai! Alzati in piedi per favore un secondo, dai! Facevo fila, Bergamo basta! Oh Gnani, ma a proposito di Bergamo, ma voi siete stati? Sono andato a vedere! Con la maschera perché non volevo farmi riconoscere come capontà, ma sono andato! Oh, primitivi a Bergamo! A parte a giocare a calcio! Fide, ma oh, a parte le manie di grandezza, mica una città, no? 2 città, Bergamo bassa e Bergamo alta. E poi fide, ma cosa sanno? Ma nel XX secolo, XXVI secolo siamo ancora vanno su con le funi, hanno la funicolare. Oh ma dai, mica come qua noi a Brescia, fide che abbiamo tutto metropolizzato, che abbiamo la metro, che poi l'ho vista, oh, è tutta elettronizzata, Non c'è l'autista, Gnari come mi ha detto, oh Giulia andiamo a fare un giro che inaugurano la metro. Sai che non c'è l'autista? Sì dai, anche gli asini volano. Figlia sono andato a vedere, ho fatto avanti e indietro, che sono 3 vagoni, non sono mica tanti, ma... Figlia, guardavo perché a volte in alcuni autobus sono lateralmente i quelli che guidano, ma non c'è davvero, Non ho capito come fanno a fare le curve però, figlia. Gnari, comunque io mi presento, mi chiamo Yuri, con la I di yogurt, Capultrana e Brescia. La mia famiglia è Brescia, come avete capito, però c'è un problema. Infatti, quando vado all'anagrafe a fare il listato di famiglia, viene fuori Yuri, capofamiglia, Yuri sempre con la I di yogurt, a volte si sbagliano, dico, oh, adesso chiami il sindaco, fai cambiare, perché Yuri è con la I di yogurt, che poi apro una parentesi, anche una quadra. Yuri, se sono qua vicino, tipo da qui a lì. Ma quando io scappo, perché magari mi voglio ricorrere per picchiarmi, allora mi chiamano Yuri! Questa per essere chiaro. Quindi Yuri capofamiglia, poi sotto tutti i giocatori, i massaggiatori, raccattapalle. Fatti fide che a maggio, adesso fra un po', il mio commercialista so già che si incazza fesse, perché dice Yuri, figlia, non puoi avere tutti questi familiari a carico nel 7.30 o 7.50, insomma, 7.50, dai. Colpa mia se sono tutti io a carico, io sono il Capultrà e tutti i giocatori e tutto il Brescia e tutto lo stadio e tutta Mopiano e tutto a carico mio e io li segno tutti perché non voglio mica sgarare, che se poi vengono quelli lì che fanno i controlli, come si chiamano, quelli lì che ogni tanto fanno saltare, che vanno lì a sparare perché ci sono troppe tasse, come si chiamano, quello che c'è sulla punta dell'orecchio. Vabbè, insomma non mi viene in mente, io voglio fare le robe regolari, però fide c'è un problema, Gnari. Il problema qual è? Io non posso vedere tutti gli allenamenti del Brescia, perché fide 8 ore al giorno alla catena di montaggio, fide, mi sembra di essere come quell'attore famoso là, come si chiamava, che stringeva sempre i bulloni del cinema muto, come si chiamava, aspetta che ce l'ho qua sul punto della schiena, Charlie Cinelli, quello lì, che il film, come si chiamava, aspetta, il film che c'ho anche quello lì, tempi supplementari, fide mi sembra di essere lui, e ora non riesco ad andare a vedere tutti gli allenamenti perché devo lavorare 8 ore al giorno, fide, e poi io sono stato anche in televisione, sì, perché volevo raccontare io la vera storia degli ultra. Sono stato, come si chiama quella TV lì? Te ne rompo io le ossa, coniglio bergamasco. E ci avevo spiegato, perché come dice il mio amico Quasimodo, bisogna sempre sentire 2 o 3 campane prima di giudicare. Perché se non senti le campane, vuol dire che sei sordo, hai capito? Perché dicono, c'è la diceria, che dicono che noi ultra siamo degli animali, che spacchiamo su tutto, che rasiamo sulle aiuole. Oh, è mica vero, diciamo la verità. Ma avete presente come ci trattano a noi le forze del disordine, quando c'è la partita? Oh, figli, ci mettono su delle specie di autobus, che hanno il coraggio di chiamare autobus, che sembrano, non c'hanno neanche i vetri, c'hanno le sbarre a posto dei vetri, che poi siamo così stretti, figlia, siamo così stretti che non riusciamo neanche a fare a botte fra di noi, siamo così stretti come salamino, sardine, e vabbè dai, sono tutti 2 pesci, che figlia non riusciamo neanche a fare a botte, che la gente ci vede, che sta portando a Canton Monbè, no, dopo la partita però. Però il problema qual è? Poi Gnari, ma scaldiamo un po' la culo, facciamo come al stadio, dai. Io canto qua nel citofono,
l'inizio del coro. E poi voi ripetete, però mi raccomando, non fate mica come i cantanti che cantano in blackjack, cantate veramente, voglio sentire questo stadio qua esplodere, ok? Io canto qua la prima frase del citofono e voi tutti la ripetete, ma però dai, non fate scherzi. Quando il Brescia segnerà, quando il Brescia segnerà, questo stadio esploderà, questo stadio esploderà, dalla curva si alzerà, dalla curva si alzerà, la canzone degli ultra, la canzone degli ultra. Ale, 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 ale. Dai, è la prima curva che devo cantare così. L'altro problema qual è? Che fide, ci sono, voi lo sapete che la Brescia, la squadra di Brescia è l'unica tifoseria divisa in tutta Italia. Oh, gnari! Ci sono Brescia 1911, Brescia Curva Nord, e allora io, che non sapete leggere e scrivere, vabbè, sto andando alle scuole serali, prima o poi ci riuscirò anch'io, non sapete leggere e scrivere, ho fondato il terzo polo. E non ho capito bene che cos'è, ma mi hanno detto che oggi va di moda, e allora ho fondato il Brescia Ultra Curva Cobas Iuri. Il problema qual è, figlie? Lo dico io qual è? Che il giorno della partita dobbiamo fare a botte con Brescia Nord, Curva Nord, Brescia 1911, quei sfigati dell'altra squadra che vengono in trasferta, dobbiamo fare a botte pure con loro, fare a botte con le forze del disordine. Oh, figlia, ignari, ma siamo mica degli automi, siamo mica Giglobo, figlie. Ah, mi sono dimenticato. Bergamasco mangia polenta, mi sono dimenticato prima di darti la polenta, capite niente. No, mangia la tua ultima polenta. Ci vediamo fuori, mangia polenta. Chi non salta Bergamasco, Chi non salta Bergamasco, Oh, tutti di Bergamo qua. Bella uscita, no? Poi è troppo alto. Niente, in pratica, cos'è che volevo dire? Che, adesso io dovrei anche andare a casa, perché io vivo, devo dire anche un'altra cosa, io vivo a Stadio, a Rigamonti, ho occupato la panchina, così sono sempre vicino ai giocatori, sempre pronto se il mister mi chiama, però il problema qual è? Che prima di andare a casa adesso devo andare a firmare in caserma. Figlia, mi hanno fatto il processo perché avevo 3 molotov nel giubbino. Gnari, ma non si può neanche festeggiare quando il Brescia vince, una volta che vince, figlie. E poi vado in caserma e Carnieri fa, dai, firma qua. Figlie, come faccio a firmare che non so scrivere le leggi? Fai una X. Cosa hai detto? La X? A me il segno X non mi piace l'1 quando il Brescia gioca in casa e il 2 quando il Brescia gioca fuori casa. Fai quello che vuoi, io firmo sempre 1. Poi mi viene il dubbio, se il Brescia giocava fuori casa, fine, e dopo non dormo la notte. Adesso io però devo tornare perché c'ho il rientro, come si dice, come quando ero militare, che non lo fa. Mi viene in mente il militare, mi viene in mente la scuola. Fine, mia mamma mi diceva sempre, Yuri! Che c'è mamma? Vai alle scuole serali, che così impari qualcosa. Ci ho provato, ignari, ci ho provato, ma ci sono bambini, no? Posso dirlo? Che domande di merda, ma l'ultima volta la commissione mi fa, Yuri, stai calmo, ti facciamo una domanda di cultura generale, stai tranquillo che è facile. E io, povero niente, Yuri. Dai, sentiamo. Allora, Yuri, chi è il Presidente della Repubblica? Fide. Oh, ma c'ho scritto Joe Condor qua! Ma dai, ma che domande sono? Fide, ma me lo ricordo bene come fosse ieri che giocava a carte sull'aereo insieme a Gentile e Scinea. Dai, fide, Pertini gli ho detto che fumava la pipa. Oh, mi hanno cacciato fuori a calci in culo, fide. Ma io non lo so, allora basta, dopo quella volta lì mi sono demoralizzato e non sono più andato a scuola. Allora mia mamma ogni tanto quando mi vede lì sulle mie un po' che non so cosa fare, mi dice Yuri, vai in chiesa a confessare i tuoi peccati. Figlia, non posso andare neanche in chiesa. L'ultima volta che sono andato ero lì che mi stavo scaldando prima di confessarmi, mi scappa l'occhio. Figlia,
c'è un amico ultra dell'Atalanta. L'ho riconosciuto perché era tutto bardato anche se era torso nudo, ma ho visto il tatuaggio dell'Atalanta. A un certo punto l'arbitro lì vestito di nero su con la cosa bianca fa: scambiatevi un segno di pace. Chi? Io, Yuri Capultracoba, Yuri con gli yogurt, dare la mano a un sporco ultra mangiapolenta bergamasco. Gnamere, insomma, tira molla, scoppiata la rissa. Fila l'arbitro, quello lì vicino alla cosa bianca, non ci ha mica espulso per 2 anni da tutti i campi e da tutte le chiese d'Italia. E non posso andare neanche in chiesa. Niente, allora a questo punto cosa faccio? Viene il caffè. Bevo caffè, va bene, vado a bere un caffè. Niente, vado adesso perché devo preparare la prossima trasferta del Brescia. Sembra un scherzo, ma cori, bandiere, striscioni, bastoni, mazze, pedate, fucili, bengala, cannoni. La mia è una missione, Ignari! Dai, cantate con me! Forza Brescia, ole! Figlia non me la ricordo. Forza Brescia, ole! Non mollare perché questa curva ha bisogno, questa squadra ha bisogno di te. Io devo ripassare alla posizione finale. Forza Brescia, ole, ole.